bollette dell'energia elettrica e del gas con cifre stellari. Stanno arrivando imprenditori e famiglie, industriali e sindacati preoccupati chiamano in causa la politica, le vetrine dei commercianti pronte a riempirsi con la protesta. Pordenone ha dato l'addio al quindicenne Giovanni Zannier, ucciso da una militare americana ubriaca. Gli amici presenti con una maglia nera con scritto "Ciao Joe", accanto alla famiglia, alle istituzioni locali e ai vertici della base di Aviano. La terra è tornata a tremare nella notte, una scossa di magnitudo 3.4 registrata a Frisanco, gente in strada e molte segnalazioni, ma nessun danno a persone o cose. Sul nuovo ponte di Marano Lagunare i pedoni che toccano il passamano avvertono una piccola scossa. Il sindaco Popesso, sconsolato per la situazione, dice 15 anni di inconvenienti per la costruzione, adesso pure questo. Udinese domani in trasferta a Monza, la matricola a 0 punti, ma Sottile avverte, voglio un approccio aggressivo e feroce, siamo determinati a portare a casa punti alla Fiorentina, ci penseremo da sabato. Buonasera da Telefriuli e ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con la grande preoccupazione di imprenditori e famiglie per i fortissimi aumenti che riguardano il gas. Le ricadute potrebbero essere pesantissime per la nostra economia, visto che le cifre da pagare per le bollette elettriche hanno toccato delle cifre insostenibili. Il prezzo del gas continua a correre fiammata dopo fiammata fino a sfondare la quota dei 300 euro al kilowattora e portandosi dietro un ricaro esorbitante dell'energia elettrica. Le bollette che stanno arrivando a famiglie e imprese sono da capogiro. Le bollette nell'azienda di Odarzo, a fronte di un consumo di circa 450.000 kilowatt in un mese, no? Noi pagavamo quando ai tempi normali 45.000 euro di bolletta e abbiamo pagato a luglio 280.000 euro, 240.000 euro circa in più. San Vito al Tagliamento sono un'impresa gasivora. A fronte di 10.000 euro al mese che pagavamo prima, no? Oggi paghiamo 140.000 euro al mese. Il gas prima lo pagavamo 21 centesimi al metro cubo, 21 centesimi, quindi con 1 euro venivano a casa 5 metri cubi circa, ok? E adesso ieri costava 3 euro un metro cubo, 15 volte tanto. Gli imprenditori, piccoli e grandi, sono al bivio: aumentare i prezzi dei loro prodotti, chiudere, rivedere il personale. Il legame tra gas ed energia elettrica, secondo Pontarolo, andrebbe spezzato. Cioè c'è un algoritmo, una formuletta che prende il costo del gas e lo trasforma il costo dell'energia elettrica. Questo andava bene quando il gas era a 20 centesimi, no? E noi pagavamo un'energia elettrica a 50 euro al megawatt, 5 centesimi al kilowatt. Perché hanno fatto questa parametrizzazione sul gas? Perché così chi metteva impianto fotovoltaico, per incentivare, dire guarda che se tu metti giù il fotovoltaico, noi ti pagheremo la corrente elettrica come se tu la facessi col gas. Un male comune, ma ci sono paesi che stanno meglio dell'Italia. La Spagna paga 182 euro, 4 volte di meno circa, perché si è svincolata da quel concetto di far pagare la corrente elettrica parametrizzata al valore del gas. Una delle manovre che sto studiando, l'abbiamo studiata stamattina, io mercoledì prossimo prendo l'aereo e vado in Spagna e porterò delle cose a fare in Spagna. E forte preoccupazione serpeggia anche tra industriali e sindacati che si preparano a un autunno difficile e sottolineano la poca lungimiranza del Paese per quanto riguarda le politiche energetiche. È una situazione incredibile, drammatica, di cui nessuno riesce a capire quanto tempo la durata, perché questo poi è il tema. Pensavamo fosse una cosa transitoria, discretamente transitoria, i tempi si stanno allungando e le prospettive non sono chiare. Certo che nell'attuale situazione il sistema imprenditoriale, il sistema produttivo sicuramente andrà in ginocchio. Aspettiamo 3 mesi e poi vedremo quello che succede, perché è solo c'è un piccolo differimento temporale. È un problema enorme. Penso che paghiamo probabilmente delle scelte anche macro che sicuramente hanno dimostrato di essere state non particolarmente azzeccate,
molto spinte all'ottimizzazione in quel momento, ci siamo molto concentrati nell'approvvigionamento e questo è il risultato. E da studi che abbiamo noi, le bollette di gas e energia nel manifatturiero in Italia nel 2019 le aziende avevano speso circa 9 miliardi di euro. La proiezione per dicembre 2022, questi 9 miliardi diventeranno 50. Allora già questo è un dato che di per sé fa rabbrividire. C'è tutto il tema ovviamente anche della pesantezza del caro bollette sulle famiglie, perché moltissime famiglie sono in fortissima difficoltà, non è che bastano 200 euro, risolvi il problema un mese, ma il problema non è quello, non sono i bonus. E noi in Regione abbiamo molte aziende energivore, penso alla siderurgia, penso alla chimica. E manchiamo, io comprendo le considerazioni che faceva Petrucco, ma io aggiungo anche che questo paese qua da decenni manca di una vera politica industriale energetica. Di bollette alle stelle ma anche di welfare aziendale si parlerà nella puntata di questa serie di Economia FVG in onda a partire dalle 21. A soffrire della situazione sono anche gli artigiani, qualcuno cerca comunque di non aumentare i prezzi. A un certo punto sembra di correre sempre controvento, no? Affrontiamo con i nostri clienti tutte le difficoltà, però a un certo punto uno alza le mani e dice ma ne vale la pena? Se non arrivano aiuti concreti per noi che siamo piccoli imprenditori, piccoli artigiani, molti saranno costretti a chiudere. Noi teniamo duro. Non abbiamo ancora aumentato i prezzi, cosa che in realtà sarebbe da fare assolutamente, perché alla fine va a finire che facciamo girare solo l'economia e nient'altro, a casa non ci portiamo un granché, e noi cerchiamo di non mettere sotto pressione il cliente, perché comunque con una paga comune non ce la farebbero a mangiare una brioche a 3 euro tutti i giorni o a comprare una torta a 50 euro al chilo. Cerchiamo di mantenere così i prezzi e vediamo cosa succede, speriamo che arrivino degli aiuti. Materie prime ma anche degli accessori come la carta per confezionare i prodotti che hanno raggiunto prezzi importanti. Poi ci sono gas e bolletta elettrica. L'ultima bolletta è duplicata, molti dicono anche triplicata, la mia è raddoppiata nettamente proprio. E i mesi estivi erano quelli in cui il gas e l'elettricità costavano meno. Stiamo a vedere, guardiamo tutti insieme, cerchiamo di affrontare la cosa, però aspettiamo degli aiuti concreti, se no alla fine come finirà? Che il piccolo artigiano morirà e invece gli artigiani sono un patrimonio da conservare e sono dei diamanti, delle perle che adesso sono talmente pochi, cerchiamo di aiutarli. E il presidente della Camera di Commercio di Trieste Gorizia, Antonio Paoletti, chiede al governo di vigilare sui costi delle bollette e chiede anche aiuti per le categorie alle quali stanno arrivando le tasse arretrate. Dalla politica ci aspettiamo risposte concrete perché la situazione è drammatica. Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia e di Confcommercio, non usa mezzi termini in questo periodo storico in cui il turismo ha dato un aiuto importante, ma che verrà vanificato dalle bollette. Bollette con costi inimmaginabili, impensabili, aumenti così importanti, evidentemente c'è qualcuno che ci lucra sopra in maniera importante, per cui al governo, alle forze dell'ordine capire se i costi che ci mettono in conto sono reali o se qualcuno ci lucra. E non basta dire che andremo a tassare i super guadagni sui prodotti energetici, perché sarebbe sempre briciole. A questo si aggiungono i bollettini delle tasse con 5 milioni di incassi solo dell'Agenzia delle Entrate per i 2 anni arretrati bloccati dal Covid, e poi ci sono i costi energetici indotti, banalmente l'aumento delle spese per i trasporti, in quello che si preannuncia un autunno molto difficile. Chi si accinge a governare in base alle elezioni dovrà fare veramente dei salti mortali per fare in modo che le imprese non chiudano, perché veramente siamo messi male. Il nostro presidente nazionale Sangalli sta chiedendo una sorta di Energy Recovery Fund, è bene che venga, però se io pagavo 100 non posso pagare 200 anziché 2,50. Non ce la facciamo, bisogna ritrovare il sistema di far ritornare i costi energetici a quanto eravamo un anno fa. Intanto a Trieste sabato 3 settembre dalle 10 alle 20 arriva lo Sbaracco, evento organizzato da Confcommercio e Federmoda con sconti fino all'80% nei 50 negozi aderenti all'iniziativa.
Bollette in vetrina per far conoscere ai consumatori la situazione critica del settore, l'iniziativa della FIPE che appunto mette in bella mostra nelle vetrine degli esercizi pubblici bollette che mostrano costi triplicati rispetto a un anno fa. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi lancia l'iniziativa Bollette in vetrina per far conoscere a consumatori e cittadini la situazione di difficoltà in cui versano le imprese del settore. Esporre le bollette di luce e gas attuali insieme a quelle relative allo stesso periodo dello scorso anno, commenta il presidente della FIPE di Udine Antonio Dalla Mora, serve a far capire al cliente che un'eventuale variazione nei prezzi non è sostanziale come quella che viene praticata in altri settori, ma è documentabile. I pubblici esercizi, continua Dalla Mora, si stanno facendo carico in proprio di questo balzo in avanti dei costi di luce e gas che sono triplicati. Secondo le rilevazioni del centro studi di Confcommercio, nel settore della ristorazione l'incremento medio dei prezzi praticati ai consumatori s'aggira sul 4,4%. Percentuale inferiore al tasso di inflazione che supera l'8%, e c'è il rischio che molte imprese non ce la facciano a sopravvivere perché non se la sentono di far ricadere sui clienti conti più salati. Adesso a livello centrale, conclude Dalla Mora, stiamo lavorando con la richiesta di prorogare il credito d'imposta sull'incremento del valore dei prodotti energetici già a partire dal terzo trimestre del 2022 nell'ambito della conversione del decreto legge aiuti bis perché i costi stanno diventando insostenibili. E in Regione c'è già chi non esclude iniziative di piazza se la politica non darà risposte immediate. L'ultimo commosso saluto a Giovanni Zanir, il quindicenne che è stato travolto e ucciso da un'auto nella notte di domenica a Porcia. Centinaia le persone dentro e fuori dalla chiesa di Beato Dorico a Pordenone. Tantissime foto del giovane, magliette con le scritte. Ciao Gio. Le moto, le bandiere verdi, le foto e le maglie degli amici, ma anche i centinaia di palloncini rossi diretti verso il cielo firmati dalla mamma Barbara e dal papà Sergio, lanciati dal fratellino Mattia. Si è compiuto così l'ultimo saluto a Giovanni Zanir, un ragazzo di 15 anni la cui vita è stata spezzata la notte tra sabato e domenica dall'auto senza controllo di una giovane come lui, che però al volante di quell'auto quella sera non ci sarebbe dovuta essere. La chiesa di Beato Dorico Pordenone non è riuscita a contenere tutto l'affetto e la commozione degli amici e dei parenti di Giovanni. 400 i presenti tra l'interno della chiesa e l'esterno, con in prima fila, oltre ai genitori e al fratello, anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e il generale Ted Clark, comandante del 31esimo Fighter Wing e della base di Aviano, che ieri aveva voluto incontrare i genitori di Giovanni. Il Dio che Gesù di Nazaret ci ha rivelato, anche in questo momento siamo innanzitutto chiamati all'ascolto della parola che raggiunge mamma Barbara, papà Sergio e Mattia, che raggiunge gli amici di Giovanni, con i quali Giovanni ha condiviso insieme un percorso di vita. Dovunque nella chiesa all'esterno campeggiavano la scritta Ciao Joe e Joe Love con la foto del quindicenne. Al termine della funzione gli amici hanno voluto leggere il loro messaggio. Noi, i tuoi amici, siamo qui per condividere un dolore indescrivibile con la tua famiglia. Ti ricorderemo sempre con affetto e ti porteremo nel nostro cuore. Poi, all'uscita della chiesa, di palloncini che hanno accompagnato la bara bianca all'uscita per l'ultimo viaggio di Giovanni. La terra è tornata a tremare in modo significativo nella nostra regione. Una scossa nella notte con epicentro a Frisanco ha fatto scendere diverse persone in strada e tantissime sono state le segnalazioni, ma nessun danno. Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 che è stata registrata la notte scorsa alle 2.34 a 2 km da Frisanco, nel Friuli occidentale. Il sisma ha avuto epicentro a 8,5 km di profondità. La scossa è stata avvertita in modo molto forte nell'area, nei pressi dell'epicentro, svegliando la gente e causando tra loro forte spavento, ma senza procurare danni. Numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell'ordine, anche da Cavasso e Meduno, e dei soccorsi in generale. In tanti, soprattutto
soprattutto nelle zone delle valli, sono scesi in strada temendo che la terra tremasse nuovamente. Invece la scossa, almeno quella da 3.4, è stata l'unica. A sorprendere e spaventare è stata soprattutto la durata di molti secondi. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha segnalato che il terremoto è avvenuto a 2 chilometri a nord di Frisanco. Il sindaco Sandro Rovedo ha confermato di non aver ricevuto segnalazioni in merito a danni o a persone ferite. Secondo alcuni residenti della zona, tra i quali è sempre vivo il ricordo del terremoto del 1976, da anni non si avvertiva una scossa così chiaramente e soprattutto lunga nel tempo. Negli ultimi 30 giorni si sono verificati 11 terremoti in un raggio di 30 km intorno all'area dell'epicentro, tra i comuni di Arta Terme, Tolmezzo e a est sul versante opposto nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, il più forte dei quali è stato proprio quello della scorsa notte, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. È stato ritrovato a Pagnaco il 49enne di Bressa di Campoformido che era scomparso ieri mattina dalla casa dei suoi familiari. È stato ritrovato in stato confusionario ma in buone condizioni fisiche. L'uomo, che soffre di alcuni problemi fisici, ha vagato a lungo, passando la notte all'Addiaccio, e alle 13:30 di oggi infine il rintraccio da parte di una pattuglia dei Carabinieri. Nelle prossime ore sarà riaffidato ai suoi familiari, che ieri pomeriggio avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa, avvenuta in seguito a una passeggiata mattutina. La grande macchina delle ricerche ha visto più di 50 persone all'opera con l'utilizzo di cani molecolari, con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Venezia e con la partecipazione anche dei pompieri di Udine e di San Daniele, di squadre di volontari della Protezione Civile e agenti della Polizia Locale di Campoformido. Per farsi consegnare 5 euro ha minacciato e rapinato un giovane di passaggio in Borgo Stazione a Udine. È successo la scorsa notte quando un ragazzo si è visto sventolare davanti al volto una bottiglia rotta. La scena si è svolta in Viale Europa Unita e fortunatamente non ha provocato feriti. Dopo la consegna della banconota di piccolo taglio, il rapinatore è fuggito nella notte. Sono state infruttuose le ricerche sul posto dai militari della radiomobile. Una svolta però alle indagini potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza della zona. Alla guida di una Renault Clio questa mattina una donna in vestito un cinghiale è uscito improvvisamente dalla boscaglia. L'investimento frontale è stato fatale per l'animale, che è morto qualche istante dopo l'impatto. L'incidente attorno alle 8:30 a Sgonico lungo la provinciale 1. Alla guida della vettura una 55enne di Trieste che è rimasta illesa nonostante il violento schianto. Per i rilievi sul posto i carabinieri di Villa Opicina. Deve scontare 7 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata, per aver abusato di una ragazza minorenne. Per questo un cittadino romeno di 38 anni è stato arrestato a distanza di tempo dai carabinieri di una pattuglia di Aurisina durante un controllo su un autobus di linea diretto in Romania. L'uomo è stato portato al carcere del Coroneo in attesa dell'estradizione. La vicenda è relativa a una violenza compiuta nei confronti di una quindicenne che era fuggita dalla comunità per minori dove si trovava per trascorrere una serata in città e dopo qualche bicchiere dell'uso di droghe leggere conosciuto l'uomo era stata costretta a subire degli abusi, trovando poi il coraggio di denunciarli. La sua gioielleria aveva venduto a febbraio del 2020 diversi gioielli poi risultati rubati e per questo motivo la titolare di una gioielleria di Pagnaco aveva patteggiato a fine novembre scorso l'accusa per ricettazione e per l'attività di compro oro esercitata senza essere iscritta nell'apposito registro. Oggi la questura di Udine ha revocato la licenza per la vendita al dettaglio di oggetti preziosi nuovi e a chiudere l'attività della commerciante 72enne. Oltre al patteggiamento di 1 anno e 8 mesi ha pagato 1.600 euro di multa. Parliamo di Covid perché è un vero e proprio rimbalzo post-Ferragosto, quello che riguarda i dati dei nuovi contagi. Come sottolinea Fondazione Gimbe, i positivi sono aumentati del 35% e sono in rialzo anche i ricoverati. Più 35% di nuovi casi positivi da una settimana all'altra, con dati però comunque al di sotto della media nazionale. Il Friuli Venezia Giulia è un esempio del rimbalzo post-ferragostano della pandemia da Covid-19 che ha visto aumentare i nuovi casi in tutta Italia. Maggior circolazione delle persone e diminuzione delle misure di sicurezza ha portato a far crescere da una settimana all'altra in tutta Italia i casi del quasi 20%. Maglia nera a Basilicata e Calabria, dati in lieve miglioramento in Emilia Romagna e Umbria.
Nella nostra regione la variazione in percentuale di nuovi casi è del 35%, spinta in su dal 41,6% di Udine, meglio Pordenone 37%, seguita dal 24,2% di Gorizia e dal 23,5% di Trieste. Aumenta però anche il numero di ricoverati, più diffusamente nelle aree mediche, meno in terapia intensiva. In Friuli Venezia Giulia da una settimana all'altra questo numero è aumentato del 14,6%. Sostanzialmente ferma la campagna vaccinale, con il Friuli Venezia Giulia al di sotto della media italiana in tutti i valori per terze e quarte dosi. In tutta Italia sono ancora più di 14 milioni gli over 60 e fragili senza copertura vaccinale. Le temperature elevate degli ultimi 2 mesi hanno favorito il proliferare delle zecche che trasmettono la TBE. In Friuli Venezia Giulia ad oggi rilevati 7 casi. Il proliferare di zecche a causa delle temperature elevate sta comportando un aumento di casi di TBE, una malattia virale acuta del sistema nervoso centrale trasmessa dal morso di questi insetti e causata da un arbovirus molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della Dengue. In Friuli Venezia Giulia al momento i casi segnalati sono 7. Sono molti, considerando che queste sono forme neuroinvasive che si vedono, perché per fortuna molte di queste forme di infezione TBE sono asintomatiche o con solo alcune linee di febbre, per cui non si rilevano. Consideriamo che se sono questi casi da noi, in Veneto la cosa è molto più grave, anche in Trentino Alto Adige, perché il mese di luglio e agosto sono i mesi della TBE, per cui abbiamo molti ricoverati in area di emergenza. È necessaria la vaccinazione oppure si può anche fare a meno e ricorrere a repellenti? Consideriamo che sono 400 milioni di persone che in periodi normali si spostano per turismo. Ecco, può essere soggetto a questo rischio e può quindi esporsi e quindi è consigliata la vaccinazione anche per queste persone. Monopattini e ciclisti indisciplinati nel mirino della polizia locale a Lignano Sabbiadoro. Nonostante le continue segnalazioni, a Lignano cala il numero di incidenti stradali e aumentano le sanzioni. Più che comportamenti errati da parte degli automobilisti, forse da qualcuno che va in bicicletta o con i monopattini in maniera non conforme a quello che è il codice della strada, e sono state anche sanzionate in diverse persone, ma comunque il numero degli incidenti sta calando notevolmente, tenendo presente che ci sono anche più turisti. Soprattutto chi usa monopattino e la bicicletta, tanti indisciplinati. Sì, vanno sui marciapiedi, vanno in senso contrario nelle piste ciclabili, vanno a zigzag nella zona ZTL e ce ne sono tantissimi. Questo da un lato crea qualche situazione di pericolo, dall'altro diminuisce notevolmente il flusso delle vetture, perché sennò saremmo veramente intasati dalle macchine, per cui da un lato abbiamo un vantaggio, da un altro lo svantaggio. Personalmente credo che comunque sia un vantaggio, perché abbiamo visto che tanti adesso tengono la macchina a casa e utilizzano questi mezzi alternativi per spostarsi, e per cui sì, diciamo che abbiamo anche un'area ancora più pulita di quella che avevamo negli anni precedenti. Parliamo di una situazione decisamente curiosa, quella che riguarda il nuovo ponte di Marano Lagunare, toccando il quale i pedoni che passano avvertono una piccola scossa. Ancora sono ignote le cause di questo misterioso fatto. Scariche di piccole scosse elettriche sul nuovo ponte costruito a Marano Lagunare. A subirle sono i passanti che, attraversando a piedi la struttura, toccano inavvertitamente il passamano in acciaio del parapetto. A confermare a Telefriuli lo strano fenomeno è stato lo stesso sindaco del paese lagunare, Mauro Popesso, che in più di qualche occasione ha potuto tastare letteralmente con le sue mani il problema. La scossa è molto simile a quella che tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato scendendo dalla macchina. E come per gli automobilisti, inoltre, è più probabile prenderla in presenza di caldo secco e ventilato, motivo per cui quest'anno, con temperature sopra la media e poche precipitazioni, lo strano fenomeno è stato particolarmente percepito.
Il ponte che sovrasta il canale del Molino, che collega il centro storico con la zona delle Saline, è stato inaugurato in occasione della festa di San Vio il 18 giugno scorso, dopo 1000 peripezie, ma la sua prima apertura risale al 27 maggio, quando fu il protagonista della partenza della 19ª tappa del Giro d'Italia, terminata sul santuario di Castelmonte. La sua realizzazione è durata ben 2 anni e ha dovuto superare sia le difficoltà derivate dalla pandemia che quelle legate al fallimento di ben 2 imprese. Questo ponte ci aveva già fatto penare per 15 anni e oggi, nonostante tutti i problemi superati, continua ancora a darci noie. Commenta un po' rassegnato il primo cittadino, che con l'ufficio tecnico comunale già da mesi sta cercando una soluzione. Come verificato dalle nostre perizie, sottolinea Popesso, non una questione di semplice messa a terra o un problema legato a un nuovo impianto di illuminazione. Ecco perché capire la vera causa di queste scintille è l'unica strada per poter studiare delle risposte efficaci. Al momento ci sono delle ipotesi allo studio, conclude il sindaco, ma la soluzione non sarà semplice né immediata. Maria Franceschi di Borgomeduna ha vinto la fascia Miss Chissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle selezioni regionali per Miss Italia e sabato prossimo a Lignano la finale regionale. Con il titolo di Miss Chissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia è la concorrente numero 9 Maria Franceschi, è lei! 18 anni, studentessa di lingue con la passione dei viaggi. È Maria Franceschi di Borgomeduna la vincitrice della fascia Miss Chissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia, che apre le porte delle prefinali nazionali dell'83esima edizione di Miss Italia. Ad ospitare la selezione è stata l'azienda agricola Isola Augusta di Palazzolo dello Stella, con Franceschi che raggiunge le altre vincitrici delle finali regionali. Ancora 2 i titoli da assegnare per mano di Paola Rizzotti dell'agenzia modashow.it, esclusivista di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. I titoli di Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia e Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia verranno consegnati venerdì 2 settembre a Cordenons, per concludere le selezioni regionali con la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, ospitata dal Centro Congressi Cursal di Lignano Sabbiadoro. Appuntamento sabato 3 settembre con diretta su Telefriuli. Tra poco a Sport FVG, focus sulla terza partita di campionato, quella che vedrà domani l'Udinese impegnata in trasferta a Monza. Sottil chiede ai suoi un approccio feroce, intanto è stato respinto il ricorso che l'Udinese aveva presentato verso la squalifica di Perez, che dunque dovrà scontare 2 giornate a partire dalla gara di domani. Tra poco a Sport FVG, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata.